gente. Va ora in onda Musica Indipendente. Francesco, a te la linea. Eccomi qua, sono tornato. Bene, stavo parlando dell'autunno, stavo parlando dell'estate che abbiamo appena passato, che sono rientrato, mi fa piacere sentirvi tutti quanti. Un salutone a Sammy Varin e continuiamo a parlare di musica e suggerire qualche bel disco recente. Partiamo con un disco del gruppo Le Nozze Chimiche. È un artista che propone un techno pop ben curato, elegante, raffinato, con anche testi d'autore. Lui appunto è le nostre di chimiche e la canzone si chiama Il canto delle cicale.
A te Francesco. Benissimo, erano le nostre chimiche. Ricordiamo che il pezzo è molto più lungo, però giustamente sfumiamo anche per dare l'opportunità di ascoltare più brani, perché oggi c'è una bellissima scaletta e quindi vi propongo al volo velocissimamente il Discoverland, un gruppo che è formato da due persone, Pier Cortese e Roberto Angelini. Hanno fatto questo lavoro estremamente libero, ombroso, le canzoni sono sempre d'autore, questa volta anche un po' più intima, una canzone d'autore come nel brano precedente comunque incontra l'elettronica, la techno di classe, quella di gusto, quella che ha un senso estetico e quindi un viaggio bellissimo, un viaggio umano, sonoro, ricco di suggestioni, contaminazioni, immagini spirituali, direi anche alcune affascinazioni orientali. Bene, allora vi propongo Ero dei Discoverland e come sempre vi suggerisco poi di seguirli sui social ma anche su Spotify. Benissimo, Ero di Discoverland. Francesco, a te la linea. Benissimo, come erano i Discoverland e adesso un altro gruppo sperimentale. Oggi sperimento, l'autunno porta sempre comunque un po' di, come dire, clima, no? Di nostalgia, di un clima riflessivo, un clima introspettivo, ma anche una certa leggerezza, no? Nell'affrontare l'immediato, il contemporaneo. E quindi oggi vado su questo tipo di clima, di questo tipo di cultura e vi propongo i rumori di via Silvio Pellico, che hanno appena realizzato un piccolo EP che si chiama Il mondo era grande, che io ritengo un piccolo gioiellino, se vogliamo classificarli tra le cose molto belle, che lascia il campo libero alla voce narrante dell'autore che si chiama Stefano Ricca,
che è accompagnato da chitarre molto spigolose e le sonorità sono sempre minimali. Questa è un po' anche la mia cifra di operatore musicale, adoro tantissimo queste storie, anche un po' elettroniche, con chitarre acustiche. In questo brano che si chiama riflettere, riprovare, resistere, ehm, insomma è un brano che vi consiglio e vi consiglio sempre l'approfondimento a seguire sui canali social. Il rumore di via Silvio Pellico.
Francesco, a te la Bene, linea per l'ultima canzone di oggi. allora io metterei il diaframma. Cosa dici? Pronto? Eccoci. Sì, va bene, Io diaframma. metterei, allora, chiuderei con l'odore delle rose dei Diaframma, che è una vecchissima canzone, una canzone new wave fatta negli anni 90 ed è stavolta suonata con strumenti tradizionali, cioè basso, chitarra e batteria, non c'è sintetizzatori, non c'è musica elettronica. E mi piacerebbe chiudere con questo brano perché è un brano storico della musica new wave italiana. Bene, allora sentiamo il Diaframma. Bene, chiudiamo qua la puntata di oggi di Musica Indipendente. Ringrazio tutti quanti in redazione e il prossimo appuntamento è a breve e quindi sarà un piacere riproporvi la musica che a me piace e che spero piaccia anche a voi. Ciao a tutti e buona musica. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato Musica Indipendente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Qui Parlamento. A votare la fiducia per la conversione in legge di un provvedimento urgente e necessario approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 agosto scorso. Credo che tutti in quest'Aula ricordiamo quel momento dei lavori parlamentari frenetico e molto complesso per i provvedimenti normativi da approvare e gli adempimenti in scadenza prima di quella pausa di Ferragosto. Ecco, questo provvedimento è servito per dare le risposte più urgenti e più significative in quel momento. Poi,
se vuole essere chiamato omnibus con disprezzo, che venga fatto, ma l'eterogeneità del testo nasce proprio dall'urgenza di fissare misure importanti che hanno come unico fine specifico quello di migliorare la situazione economica del Paese. Sulle tempistiche ho sentito alcune critiche sia ieri che oggi, io ritengo che siano abbastanza pretestose, perché con un po' di onestà intellettuale noi tutti sappiamo bene come la data di pubblicazione del decreto, quindi il 9 agosto, porta con sé il termine dei 60 giorni per la conversione, e quindi la pausa di Ferragosto non poteva che ridurre i tempi di esame sia al Senato sia alla Camera, ma non la qualità dell'esame del decreto e non la qualità degli emendamenti approvati, di cui rivendico come gruppo Lega assolutamente la serietà e l'importanza. Teniamo anche evanescenti le critiche ricevute su alcune misure, perché vogliamo tutti migliorare la produttività del Paese, ma non possiamo nemmeno contrastare i 1.600 milioni per la ZES unica del Mezzogiorno, perché quando si votava in quest'Aula la sua istituzione, tutte le opposizioni tuonavano, lamentavano che era una scatola vuota, che mancavano i fondi, e ora che ci sono ci si lamenta lo stesso. Il ragionamento è simile anche per le altre misure, penso al registro Enea sui moduli fotovoltaici, che possono essere così classificati evidenziando i modelli prodotti interamente in Unione Europea. Lo scopo è evidente, farli preferire a quelli di importazione, soprattutto cinese, e anche per incentivare il credito d'imposta transizione 5.0. E poi le critiche al bonus Natale, niente, non piace a nessuno. Abbiamo tanto sollevato la fantasia dell'opposizione che è diventato bonus Babbo Natale, addirittura bonus Befana. Ora, è vero che quando si sente dire Natale torniamo tutti bambini, però manteniamo la serietà di parlare in quest'Aula di una misura che va nel senso di dare un'indennità, una tantum per i lavoratori dipendenti con un reddito inferiore ai 28.000 euro, con coniuge e figli a carico. Sono 100 milioni investiti dal governo per la famiglia che è quella società naturale fondata sul matrimonio. Lo dice l'articolo 29 della Costituzione, quindi non è una presa di posizione ideologica. Ma la maggior parte delle critiche sono arrivate per l'introduzione della possibilità di valersi di un ravvedimento per chi aderisce al concordato preventivo biennale. Una misura che dall'opposizione e dalla stampa ideologicamente collegata viene chiamata condono o aiuto agli evasori, e questo ovviamente senza nemmeno considerare il limitato ambito di applicazione, la ristrettezza temporale per cui fine mese scade il termine per aderire, ma anche l'ampliamento del termine per i controlli. Ma certe parole fanno venire in mente le critiche che dai medesimi banchi dell'opposizione arrivarono per la legge bilancio per il 2023. Li cito: il condono favorisce evasori e criminali, così tuonava il Partito Democratico commentando la rottamazione quater. Ci si aspettava quindi un comportamento convinto e determinato contro gli istituti che loro definiscono condoni, che non sono condoni, ma pazienza, lasciamo alla narrazione della sinistra la loro forza così convincente, però evidentemente poco convinta e poco coerente. Perché? Perché alla prova dei fatti abbiamo scoperto che nella nota integrativa del bilancio del Partito Democratico si legge che nell'anno 2023 il partito ha ricevuto l'accoglimento della domanda presentata per l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge 197/2022. Qui Parlamento. Va ora in onda Potere al Popolo.
pompa, 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 wow, 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 ritmo, ritmo, sì, 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 perché qui c'è gente che dorme, se no, a quest'ora vi conosco. Signori, è Stefano Cilio, appena uscita questa collega di radio, ma soprattutto collega musicale con decine di dischi di platino e d'oro in circolazione. Bravo! Stefano Cilio con Forever ci porta al Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E buongiorno e ben ritrovati da Sammy Varin, buongiorno Andrea in regia e buongiorno a voi soprattutto cari amici vicini e lontani, eccitati come non mai dal punto di vista politico of course per la Pontida in arrivo domani sabato, la Pontida dei giovani già dalle 17:30 praticamente ci si trova sul Sacro Pratone con i giovani e diversamente giovani per ascoltare dove andrà la Lega. Dalle 10 di domenica, certo, il Sacro Pratone di Pontida avrà ospiti inenarrabili, nazionali e internazionali. Ve lo dico senza peli sulla lingua, il più richiesto in questo momento tra i nazionali, dopo Matteo Salvini, of course, è il generale Vannacci. Ragazzi, è generale Vannacci più richiesto, chiaramente lo porteremo allo stand di Radio Libertà perché noi avremo il nostro spazio in mezzo al Pratone con tutti voi, è chiaro, insieme a Matteo Salvini, il generale Vannacci, al terzo posto sapete chi c'è? C'è la Cisinte, wow, sindaco di Monfalcone, europarlamentare della Lega, in moltissimi le vogliono stringere la mano, chissà come mai, guarda un po', anche lei difende i confini e non so se avete già letto i quotidiani, no, i telegiornali, il televideo, ancora qualcuno guarda il televideo, è uscito ufficialmente il dispaccio dello slogan che ci sarà questa domenica a Pontida, io l'ho già dato, chiaramente per chi non mi ha sentito prima lo ridò, lo slogan sarà scritto a caratteri cubitali sul palco praticamente di Pontida, non è reato difendere i confini. E questo sarà anche lo slogan che vi vedrà protagonisti, cari amici leghisti, filoleghisti, celoduristi o semplicemente simpatizzanti che siete curiosi di sapere cosa succederà a Pontida e che verrete questa domenica prenotando uno dei tantissimi pullman. C'è ancora posto ma poco, signori. Ho notizie che in alcune zone d'Italia non c'è più posto sul pullman. Chiaro, quando sarete sul Sacro Pratone di Pontida, io sono lì già alle 7:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, non mi scollo perché ci saranno migliaia di ascoltatori di Radio Libertà che ci verranno a riabbracciare dopo un anno, ma soprattutto verranno a sostenerci acquistando i nostri gadget. Avete visto, avete sentito l'ultimo? Mamma mia ragazzi, c'ho il Beppe qui, il curatore del sito che lo vuole assolutamente, ma ce n'è solo un esemplare, questo si vede e si sente, tira sul cursore, senti un po'. È la sveglia, giù dalle brande, la sveglia di È tutto magna magna, sveglia verde con stampato proprio È tutto magna magna, grazie al nostro Marco Grimoldi, il preparatore di questi gadget, compresi i bellissimi portachiavi in legnetto bruciacchiato, ragazzi, roba davvero da collezione. Il primo che arriva se li becca, io lo dico subito, ci sono esemplari unici come la sveglia che suona di È tutto magna magna, l'orologio di Radio Libertà in versione kitsch, diciamo così, poi quello più elegante che vedete in radiovisione è qui proprio inquadrato, che è stupendo, e questo in taverna ci sta veramente da Dio, me ne compro uno anch'io. Chiaro che dopo aver fatto la spesa allo stand di Radio Libertà, dopo aver visitato anche gli altri stand, perché ce ne saranno decine da tutta Italia, ogni zona d'Italia ha un suo stand con la sezione locale della Lega
i rappresentanti parlamentari della Lega di quella zona e soprattutto le cose buone da mangiare di quella zona, ragazzi. Cioè, io ho dei ricordi pontidiani mangerecci che sono pazzeschi. Beh, dopo aver fatto il giro di tutti i gazebo, la grande novità di questa Pontida di quest'anno praticamente è che verranno distribuite gratuitamente le tessere da socio fondatore, sentite qua, del Comitato per la sicurezza dei confini. Visto che il claim di questa Pontida sarà non è reato difendere i confini, io me la appendo al collo, ragazzi, assolutamente sì. Anch'io sarò socio fondatore del Comitato per la sicurezza dei confini, un attestato per confermare la vostra vicinanza a Matteo Salvini, alla Lega e insomma un avvertimento simpatico per qualcuno, non certo i magistrati, i giudici, assolutamente no, qualcun altro che probabilmente dietro non vede l'ora di chiudere la bocca a Sammy Varin e a tutti voi leghisti che avete votato Lega, che avete votato centrodestra o semplicemente che siete d'accordo sul fatto che ci sono delle leggi vanno rispettate. Non sono gli scafisti che decidono chi entra nel nostro paese. E qui io apro le linee, giustamente in versione short. Sammy Varin vi ascolta allo 02 9294 7222. Chi vuole entrare in questo momento in onda nazionale con me lo può fare commentando qualunque notizia anche tramite WhatsApp al 340 6709 659. La novità di quest'oggi, oggi 4 di ottobre, San Francesco, e facciamo gli auguri anche a quello che è appena passato, Francesco Caprini di Rock Targato Italia e chiaramente un big nel campo musicale. Oggi Matteo Salvini alla Spezia. Tevis non lo sapevo, ore 17, oggi 4 ottobre in Corso Cavour presso Kairos Caffè e Bistrò. Se siete della zona arriva Matteo Salvini, ore 17, è una cosa abbastanza a sorpresa che mi piace. A proposito di cose a sorpresa, signori, e io qua c'ho quasi la lacrimuccia perché dico: ma com'è possibile? Non è mai successo, ma dai, come mai? Ma perché, come mai, ma perché? Oh, domani per la prima volta dopo non so quanti anni, domani è sabato, c'è lo sciopero dei trasporti. Ma non ci credo! Si fermano i mezzi pubblici di sabato! No, ma dai, giuro! Mi sembra, non mi crede mai nessuno, sembra sempre che scherzo, sono serio! Sciopero dei trasporti, l'Italia domani si ferma, ecco orari e fasce di garanzia, scrive Repubblica. Ma dai, non era mai accaduto. Solitamente per fare il ponte scioperano sempre di venerdì, stavolta di sabato, e io non lo so, che saranno sicuramente scioperanti fascisti, perché domani ci sarà quella manifestazione a Roma a sostegno della Palestina e contro, sicuramente no, dite di no, contro Israele, ma guarda un po', non mi è venuta in mente sta cosa, scioperanti fascisti, questa è la cosa strana, bravi che scioperate di sabato, non frega niente, non vado a manifestare, non vado neanche nella Pontida dei giovani, perché ormai non mi crede più nessuno che sono così giovane, ma ci sono questa domenica. Sì, non è reato difendere i confini, confermo, questo è il claim che vedrete a caratteri cubitali intorno al palco di Pontida. E poi certo, tra le notizie che mi state commentando e quella che commenterò con voi dopodomani sotto il gazebo della radio, perché alla fine io sono lì a fare pubbliche relazioni, si dice così, ma soprattutto mi faccio il mio comizietto personalizzato con ognuno di voi. E cosa pensate? Che non parliamo di politica? Beh, tra gli argomenti non mancherà, certo, oltre a questa cosa vergognosa di Matteo Salvini che va a processo, è come se ci andassimo tutti noi, l'argomento che mi piace tanto è l'autonomia. E sapete che zitti quatti
io lo so che c'è il nero Tajani che mi sta ascoltando, però lo devo dire perché io ci credo da una vita all'autonomia. Zitti, quatti, sta succedendo qualcosa sul fronte autonomia. Ne parlano oggi i quotidiani, ma non hanno mica capito cosa vogliamo fare. C'è Luca Zai adesso che ci spiega che cosa sta succedendo, o meglio, che cosa è successo ieri sul fronte autonomia. Un qualcosa che ci piace troppo perché si sta muovendo qualcosa. Sentiamo 3 minuti di Luca Zaia. Senti. La riunione è andata benissimo, nel senso che si è incardinato il provvedimento rispetto alle 9 materie, ovviamente non verranno trattate tutte contemporaneamente con una gradualità, si partirà dalla protezione civile e sarà l'occasione di dimostrare che stiamo parlando di un decentramento amministrativo che migliora la vita dei cittadini. Tutto qua. Quanto tempo ci vuole per iniziare ad avere queste nuove materie? Ma guardi, noi come Regione Veneto i compiti per casa li abbiamo fatti. Avrete anche a disposizione un quadro sinottico che vi dirà quali materie ogni regione ha chiesto in via, diciamo, prioritaria. Dall'altro penso che sarà necessario un ulteriore confronto con i ministeri rispetto alle funzioni, perché noi non chiediamo materie ma funzioni delle materie. Quindi non si andranno a creare i 20 ministeri ma si chiederanno delle funzioni all'interno dei ministeri, quelle che sono delegabili. Il referendum è un istituto democratico, come lo sono i ricorsi avanti alla Corte Costituzionale. Vanno rispettati questi ricorsi, va rispettata questa richiesta referendaria, ovviamente va rispettata anche l'autonomia della Corte che si esprimerà. Dall'altro c'è da dire che sono estremamente convinto che quando si vedranno nero su bianco le funzioni per ogni singola materia si capirà che è veramente un progetto fatto con il cuore, un progetto a beneficio di tutti, da nord a sud, e non lo spacchettaggio. Io penso che quando si vedrà la fase operativa si capirà, insomma, che se tu chiedi la funzione, fare le ordinanze di deroga in caso di calamità naturale in una regione, dare modo di farle fare al Presidente di Regione, non vuol dire smantellare la Protezione Civile Nazionale, ma vuol dire essere più efficienti e rispondere ai cittadini. Penso che ci dovremmo confrontare, visto e considerato che ci sono delle funzioni, le avrete poi, immagino, divulgate dal Ministero, sulle quali vogliamo fare un ragionamento, ma il che non vuol dire smantellare il commercio estero, sarebbe stupido fare questo, vuol dire piuttosto rendere efficiente, che so, la promozione di alcune produzioni che non sono solo agroalimentari ma anche industriali, che sono magari tipiche di una regione, piuttosto che una regione è interessata a un particolare mercato che fuori dai circuiti, diciamo quelli canonici, per promuovere delle produzioni particolari. Questo accade, del resto è anche vero che già lo facciamo in parte, va codificato. Il ministro Calderoli ha fatto un ottimo lavoro, lo ha fatto il governo, nel prendere delle decisioni. Ricordiamo che questo governo, dopo anni di refrain nel quale ci dicevano non si può fare l'autonomia se non ci sono i LEP, questo governo nel dicembre 2022 per la finanziaria 2023 ha imposto la definizione dei LEP, quindi è grazie a questo governo. È altrettanto vero che grazie a questo governo c'è una legge per parlare che ci permette di trattare di autonomia. Penso che noi dobbiamo essere rispettosi di queste leggi, non siamo una pattuglia acrobatica, siamo qui in funzione di leggi approvate dal Parlamento. Leggendo l'articolo 1 della legge, qualsiasi cittadino capisce che questa non è un'attività sovversiva. Del resto non sono le regioni che hanno approvato la legge, ma una legge del Parlamento. Ma io non voglio fare polemiche con nessuno, le trovo anche sbagliate e penso che sia anche ragionevole che ci sia qualcuno che pone anche dei dubbi. Sì, e quel qualcuno naturalmente sono quelli di Forza Italia, i famosi cavalli di Troia, non c'è niente di offensivo, ci mancherebbe, no? Del PD. Non so se avete capito, ma il treno sta partendo. Non so se l'avete capito, perché Zaia non è stato chiarissimo, anche perché sono cose un po' difficili da comprendere. Praticamente, grazie a questo governo, arriveranno i LEP, quindi questi livelli sotto i quali non si può scendere in qualunque materia, in qualunque campo, in tutta Italia, che prima non c'erano, e è il motivo per cui c'era anche questa fortissima disparità di trattamento tra nord e sud, ma ci sono le materie extra LEP, lo devo dire a bassa voce però perché c'è Tajani, mi sa che è qua fuori che sta origliando. Le materie extra LEP, tipo la protezione civile, il commercio estero, l'avete sentito citato proprio. Che cazzo è qua fuori? C'è Tajani? No, lascia niente. Parliamo d'altro, signori. Dai, sto scherzando.
praticamente il commercio estero, esaltare i prodotti territoriali, occupandocene direttamente. Chi meglio di voi, che vivete nelle regioni, che calcate quotidianamente il vostro territorio, conosce meglio i prodotti territoriali, i casini che succedono a casa vostra, non in vostra famiglia, no? Nel senso, i problemi che ha il vostro territorio. Nessuno li conosce meglio di voi, ragazzi. Questa è l'autonomia. Ed è proprio per questo che si stanno già muovendo le regioni, parecchie, non tutte, sul fronte extra LEP, quindi quelle materie fuori da questi livelli minimi e su cui si sta ancora lavorando e per cui, avete capito, ci vogliono anche dei soldi. Per cui io sono molto ma molto contento. Tra gli argomenti questa domenica in quel di Pontida ci sarà quello dell'autonomia. C'è anche il consigliere regionale Piazza qui in Lombardia. Sentiamolo, tira sul cursore, sentiamo. Se no, allora sono io che devo schiacciare qualche cosa che non trovo e eccolo qua, l'ho trovato. Sentiamo Mauro Piazza. Della Costituzione sul tema dell'autonomia differenziata. La Regione Lombardia è pronta a correre ancora più veloci. Abbiamo presentato ed illustrato le materie no LEP che abbiamo sottoposto al Ministero, abbiamo condiviso con il Ministro e con le altre regioni, con la Liguria, con il Piemonte, con il Veneto, un metodo di lavoro congiunto per proseguire in questa trattativa che riguarda queste materie. La Regione Lombardia ha fatto i suoi compiti a casa e quindi è pronta a declinare tutte le funzioni di carattere amministrativo che sono sottostanti le materie, in modo da poter dimostrare in maniera concreta ai nostri cittadini quali saranno i risvolti positivi e pratici di questo percorso. Oggi ho avuto l'onore di rappresentare il Presidente Fontana. Capito ragazzi, questo è Mauro Piazza, consigliere regionale qui in Regione Lombardia, che conferma che c'è questa interlocuzione molto molto positiva. Scusate, stanno bussando. È ancora Tajani, ma cosa vuole? No? Sto parlando del più e del meno, anzi adesso leggo una notizia appena arrivata, ragazzi, che non è una buona notizia per niente, ma l'atmosfera è questa e ricordiamolo, domani ci sarà anche questa manifestazione non autorizzata a Roma contro Israele a favore della Palestina che non piace perché non piace chiaramente dal punto di vista della sicurezza. Già hanno lanciato l'allarme che prossimamente arriveranno attentati, dobbiamo aspettarceli. Ecco, questa è appena uscita, tanto per dirvi, terrorismo a Bergamo, questo mi fa piacere, questo simpaticone del Corriere immediatamente me lo blocca, arrestato un egiziano abitante ad Alzano Lombardo, stava progettando un attentato. Entro con il mio telefonino, preparava un attentato alla chiesa di Sant'Alessandro. Siamo naturalmente in quel di Bergamo, dove il patrono è proprio lui. Sant'Alessandro in Colonna praticamente è stato arrestato al pelo mentre stava progettando un attentato per ammazzare i fedeli della chiesa. Sono momentacci, certo, perché già c'era comunque un anti-ebraismo potentissimo, eccetera, e quindi l'odio verso gli ebrei e queste storie, eccetera, eccetera. Adesso l'odio si allarga come una bella scusa, che oltre a ammazzare loro, ammazzano anche gli occidentali in generale, perché noi comunque stiamo difendendo Israele, perché alla fin fine è un paese che è stato attaccato duramente. Poi, certo, ha esagerato a difendersi, questo potete pensare tutto ciò che volete, ma alla fine loro allargano il campo e dice bene, ammazziamo oltre agli ebrei che già ci stanno sulle balle da sempre, ammazziamo anche i cristiani e facciamo un sol colpo. Attenzione. Salve. Ha fatto bene Giorgetti ad annunciare come sarà il bilancio 2025. Se l'Italia si salverà sarà grazie a Giorgetti. Inutile fare promesse e dire tutto ciò che va bene, come dice la Madama Marchesa. E poi ci troviamo le accise sui carburanti, le bollette sempre più care dovevano essere abbassate, soldi all'Albania, Tunisia, gli sbarchi continuano, armi all'Ucraina e continua a dire che tutto va bene. Vergogna! La novità del giorno è che Conte vuole Rai 3 e alla Lega niente, come al solito. Noi siamo brutti, sporchi e cattivi.
negativi, è destinata a stare a guardare per sempre? Beh ragazzi, con Giorgetti, lo sapete, Giorgetti è sacro, è chiaro che c'è da fare sforzi tutti quanti, ma gli sforzi li faranno soprattutto chi ha guadagnato in tutti questi anni e con aumenti paurosi in certi settori. C'è bisogno di aggiungere altro, ma siamo matti. Ci fermiamo, sono le 14 signori, ma attenzione, tra pochissimo riavvolgiamo la settimana con l'editoriale di Chiara Soldani, poi arriva Matteo Orlando da Informazione Cattolica e attenzione, alle 14.30 a proposito di economia parleremo con l'onorevole Alberto Bagnai e ci dirà lui che cosa succede soprattutto con il piano strutturale di bilancio, un'altra invenzione di Bruxelles a cui dobbiamo soggiacere. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo! Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te. Con Italy Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate. Dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire. Io sono Rose. Ti occorre assistenza? Dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Mamma! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui! Li voglio ora! Chi siete bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker. Joker, Folia 2 al cinema.
Beh, questo è Marco Masini, ragazzi. Non so se è indipendente, so che è stato bistrattato per decenni, ma è un grande e giustamente quando esce qualcosa di nuovo, di importante, io faccio uno strappettino alla regola e lo mando in onda. Oggi esce il nuovo album di Marco Masini. Attenzione, solo in vinile e CD. Particolare, dopo 7 anni, allora ciao Marco Masini. E allora ciao da Sammy Varin, ben ritrovati sulla radio più libera dell'etere, facciamo pura controinformazione a quest'ora anche con lei, Chiara Soldani. Ciao Sammy, ben trovato e un saluto a tutti. E grazie per essere con noi, signore e signori. Allora, io ho qua la classifica dei nostri ascoltatori e quelli che hanno votato per qual è il più richiesto a Pontida. Allora, quello che vogliono incontrare assolutamente a Pontida dopodomani c'è Matteo Salvini al primo posto, al secondo posto il generale Vannacci e chiaramente il generale passerà anche dallo stand di Radio Libertà, al terzo posto la Cisint, sindaco di Monfalcone ed europarlamentare, anche qui bisognerà assolutamente dargli la mano e fargli i complimenti. Al quarto posto, tra le persone che i nostri ascoltatori vogliono assolutamente incontrare questa domenica, c'è proprio Chiara Soldani, pensa un po', ma dai. Vabbè, Sammy, l'avrei stilata tu questa classifica per caso? Mi voto da solo, mi faccio i voti da soli, assolutamente no, però Chiara, allora ci sarai anche tu allo stand di Radio Libertà domenica. A quanto pare sì, Sammy, a quanto pare sì. Rinuncio allo sport per voi e non è poco, tu lo sai quanto sia importante per me anche lo sport, il calcio e il basket. Però anche Pontida è uno sport. È vero, e non soltanto, insomma, è condivisione e quindi ci vediamo domenica. Fantastico, fantastico signori. Su legaonline.it c'è ancora la possibilità di prenotare i pullman da tutta Italia. Affrettatevi perché stanno riempiendosi nella zona di Varese, mi dicono è già tutto pieno. Legaonline.it oppure semplicemente su Google scrivete pullman per Pontida Lega. Ma vediamo un po' che cosa è successo questa settimana secondo Chiara Soldani. Nelle prossime ore ci sarà chi sfiderà la polizia in manifestazioni non autorizzate pro Palestina e Hamas e c'è chi invece poserà una rosa in memoria di Norma Cossetto. Ma Chiara Soldani adesso vi parla anche di bambini cavie. Li bloccano la pubertà, li studiano nei laboratori gender, stanno succedendo cose pazzesche di cui purtroppo i telegiornali non parlano. Ma sentiamo lei. Chiara Soldani, a te. Grazie Sammy, sì, hai perfettamente ragione, questa è una data simbolica ma come tutte le date la dobbiamo ricordare perché va oltre il fattore oggi è successo questo piuttosto che quest'altro, insomma l'accade oggi diciamo che è un pretesto per farci sempre riflettere e tra il 4 e il 5 ottobre del 1943 proprio in queste ore insomma veniva stuprata, seviziata, torturata Norma Cossetto che è diciamo simbolo ovviamente di tutte le vittime delle foibe. Il nostro ricordo chiaramente va a lei ma va a tutti coloro che hanno perso la vita in questa maniera veramente atroce, disumana e inimmaginabile. Io penso che non si possa neppure lontanamente concepire la disumanità di quello che appunto i partigiani titini hanno compiuto nei confronti degli esuli. Ci saranno in tutta Italia diverse più che manifestazioni appunto momenti di raccoglimento, insomma verranno deposte queste rose simboliche in onore ovviamente di Norma Cossetto e ovviamente anche noi la ricordiamo sempre con l'impegno nel nostro piccolo comunque di portare avanti la ricerca della verità e della giustizia su tutti i fronti e in particolare anche su questo perché lo ricordiamo sempre Sammy, noi siamo praticamente l'unica radio che ha sempre ricordato il giorno del ricordo appunto il 10 febbraio e tutte le vittime appunto dei massacri perpetrati ai danni appunto degli esuli. Per quanto riguarda invece la cronaca più stringente abbiamo parlato venerdì scorso del laboratorio gender a Roma e ovviamente torniamo a parlarne perché quello dei bloccanti della pubertà sui minori è un tema veramente molto molto caldo dove comunque in Italia c'è anche una situazione
fortemente ambigua, perché sicuramente c'è il caso Careggi che era stato sollevato mesi fa da Gasparri, ma sul quale insomma voglio dire tutto sommato tutto tace al momento, perché c'è sempre questa situazione ambigua, non si riesce a capire, insomma, quindi in Italia stiamo vivendo una fase non sicuramente positiva sotto questo fronte. Per quanto riguarda invece quello che accade negli Stati Uniti, invece ci sono delle prese di posizioni molto più incisive. Infatti c'è una richiesta da parte dei procuratori ad uno stop totale dei bloccanti della pubertà e di quelle che sono le cosiddette terapie affermative. Ovviamente c'è anche da dire che ci sono sempre un po' queste diatribe, nel senso che l'organizzazione pediatrica statunitense supporta queste terapie e supporta anche sperimentazioni mediche sui bambini sui quali si riscontra una disforia di genere. Quindi praticamente i bambini oggi sono diventate le nuove cavie. Prima c'erano le cavie per i vaccini, adesso ci sono i bambini per queste cure e soprattutto insomma per queste terapie molto losche, molto misteriose per quanto riguarda appunto la disforia di genere e tutto il mondo gender. Cosa succede? Succede che c'è appunto una sollevazione popolare, è un abuso curare un bambino con dei farmaci che ne alterano biologicamente la fisiologia e hanno una traiettoria e un punto di arrivo sconosciuti, quindi appunto questo valora quanto abbiamo detto. C'è una mancanza tra l'altro di un protocollo di sicurezza adeguato, quindi ci sono anche dei pericoli concreti e inoltre si parla anche di interventi molto invasivi su bambini piccoli che chiaramente insomma possono vivere magari delle fasi di crescita di confusione, di ambiguità, ma che poi tutto sommato nella stragrande maggioranza dei casi insomma si risolvono in maniera spontanea. Quindi intervenire in maniera così perentoria, definitiva e violenta su questi bambini è qualcosa che ovviamente ci fa molto molto arrabbiare. Insomma, staremo a vedere e speriamo che anche in Italia ci siano delle prese di posizioni un po' più incisive, anche perché quello che è accaduto a Roma, perché poi questo laboratorio sabato scorso si è tenuto presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Università Roma 3 e c'è anche un'intervista molto particolare al rettore appunto dell'università Massimiliano Fiorucci, intervista alla Repubblica, che praticamente sostiene che lui non fosse praticamente informato su nulla, nel senso cosa è successo in questo frangente, che cosa si è verificato e cosa hanno detto a questi bambini. Nessuno sa niente, quindi tutto tace, anche questa omertà sicuramente ci fa insospettire. I bambini sono stati trattati e quindi vorremmo sapere in che termini siano stati trattati. Questa è una questione che è stata ampiamente sollevata dal giornale La Verità. Il rettore giustifica ovviamente questi laboratori come nuove frontiere della sperimentazione, nuovo mondo e quant'altro. E oltretutto la cosa che ci fa particolarmente riflettere è proprio questa, la sua dichiarazione: non ho chiesto che cosa fosse accaduto, insomma che cosa si fosse verificato all'interno di questa giornata particolare, proprio per non interferire. E quindi insomma diciamo che questo, come dicevo prima, avvalora, no, tutta questa situazione così fumosa, così interrogativa e anche preoccupante, perché lo sappiamo, la mente di un bambino è particolarmente malleabile e la paura è che dietro queste iniziative scientifiche, anche se non hanno alcun tipo di fondamento, ci sia invece una matrice ideologica e politica, e questo chiaramente è uno spettro che è molto reale, in realtà non è tanto una supposizione quanto quasi una certezza. Altro fronte, sempre sul fronte medico, vogliamo rimanere un po' in tema quest'oggi, si parla delle patologie cardiache nei più giovani. Ovviamente qui poi se solleviamo questioni riguardo al vaccino ci danno dei complottisti, dei Novax, ma semplicemente ci sono delle correlazioni oggettive e anche piuttosto sospette, nel senso che un'indagine dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha portato avanti appunto questo studio, questa ricerca con un campione di 581 atleti di 15 anni in media, quindi molto molto giovani, e hanno riscontrato dei problemi al cuore in un ragazzo su 10 in visita sportiva per l'idoneità appunto alle attività agonistiche. Nel 9% di chi fa sport sono state riscontrate delle anomalie cardiache e quindi sono stati sospesi i certificati per l'idoneità sportiva. Questo è accaduto a seguito di uno screening elettrocardiografico. In 53 ragazzi hanno riscontrato una ripolarizzazione ventricolare che spesso rappresenta la presenza già manifesta di una patologia
al cuore. Ricordiamo che in molte circostanze abbiamo anche denunciato il fatto che il vaccino avesse alterato l'attività e il ritmo cardiaco. Quindi ci sono comunque delle correlazioni particolari e ricordiamo anche le tante morti sospette di ragazzi giovanissimi. Quindi diciamo che bisogna fare particolare attenzione soprattutto per chi pratica sport ad alti livelli. I controlli al cuore insomma sono oltremodo importanti, quindi questo è anche un punto diciamo che deve un attimo magari far riflettere e agire in questo senso. Brava. In estrema sintesi c'è lo scandalo di Repubblica che praticamente ha subito questo ennesimo scossone, adesso subentra Mario Orfeo a Maurizio Molinari e praticamente Repubblica, insomma la Repubblica delle banane. Ci sono stati articoli apparentemente giornalistici invece commissionati dalle aziende, quindi c'è chi fa insomma cronaca scoperchiando i vasi di Pandora scomodi e chi invece si autocommissiona gli articoli, e questo è quanto. Dici niente, alla Chiara Soldani non sfugge nulla e quindi sappiamo anche cosa succederà prossimamente su questo giornalone importantissimo. Intanto qui c'è gente che mi sta mandando WhatsApp dicendo ma no, ma non ci credo, ma è come se fosse Natale. Chiara, nessuno crede che lo sciopero dei mezzi pubblici ci sarà domani, sabato. Dicono è impossibile, lo sciopero c'è soltanto di venerdì, lo fanno per fare il weekend lungo, come mai lo fanno sabato? E adesso chiaramente la favoletta degli scioperanti fascisti, perché domani ci sarà la famosa manifestazione non autorizzata a Roma e dicono ecco guarda, vogliono impedire ai manifestanti di fare una manifestazione non autorizzata in quel di Roma contro, sapete, avete capito molto bene, Israele e pro-Palestina, e queste sono le robe che abbiamo in mente noi, ma magari non è vero. Santa polenta, l'Italia domani si ferma, sciopero dei trasporti. Domani, ribadisco e disco riba, è sabato. Signori, non è mai successa una roba del genere che scioperassero di sabato. Chiara, ci vediamo domenica allora a Pontida, non ci sarà sciopero domenica, no? Assolutamente, Sammy, basta che ci sia un buon caffè perché inizieremo presto, mi pare, quindi un bel Come caffè no? e si parte per una lunga maratona. Come no, ragazzi, caffè padano sicuramente, ma soprattutto, ve ne sto parlando in questi giorni, la polenta. Per la prima volta a Pontida dopo tanto tempo nel festone nazionale arriverà la polenta con le salamelle, con tutte quelle cose insomma tipiche delle feste di paese che ci faranno sicuramente bene alla salute, al corpo e allo spirito. Grazie Chiara Soldani, ti aspettiamo allo stand di Radio Libertà questa domenica. Grazie a te Sammy e un saluto a tutti. Un saluto, ce lo faremo certo dal vivo, non vedo l'ora di incrociarvi al nostro stand, lo sapete, dalle 7:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio questa domenica saremo lì, non solo il sottoscritto Sammy Varin, ma anche i colleghi, e certo una bella occasione soprattutto per vederci dal vivo dopo un anno e anche per fare il pieno dei nostri gadget. Sono arrivate le magliette, i cappellini, gli adesivi, i famosissimi ormai portachiavi in legnetto bruciacchiato con scritto Radio Libertà, e ce n'è uno assolutamente in edizione limitata con l'effigie di Sammy Varin. Poi chiaro, li vedete scorrere sul 252 sui social, il nostro orologio di Radio Libertà, bellissimo, elegante, anche in versione kitsch con scritto è tutto un magna magna, e chiaramente signori non mancheranno altre sorprese. Qui mi fermo perché è arrivata l'ora dei bacchettoni. Sì, sono lì che mi aspettano come ogni venerdì a quest'ora, 10 minuti bacchettoni con informazione cattolica, la linea a Matteo Orlando.
che ci invita a riscoprire l'augurio di pace e bene che San Francesco d'Assisi offriva a tutti. Quindi piuttosto che salutare con un saluto laico, potremmo cominciare a usare il pace e bene di francescana memoria. Poi, per quanto riguarda altri articoli che abbiamo pubblicato nel corso della settimana, il nostro Pietro Licciardi ci ha ricordato che in Cina via via l'unica religione ammessa sarà quella del Partito Comunista Cinese, vale a dire la Cina sta cercando di stringere la morsa sulle religioni, almeno così ci pare dalle notizie che sono arrivate in questi ultimi tempi, per sinicizzarle, cioè renderle più vicine alla cultura cinese, e questo naturalmente per quanto ci riguarda, in particolare per la religione cattolica, ma anche per altre religioni, non è un aspetto positivo, perché si vogliono impostare le religioni e ridurle a, diciamo, sottomessi alla realtà politica, e Pietro nel suo articolo ce lo ricorda. Poi un altro articolo interessante è un'intervista che Bruno Volpe ha fatto al presidente dei Medici Cattolici Italiani, il professor Boscia, Filippo Maria Boscia, che ci ricorda che il Papa Francesco ha ragione, i medici scambiano i diritti con i delitti, vale a dire l'aborto è un delitto e non si può giustificare e considerarlo un diritto, cosa che il Papa Francesco durante un viaggio in aereo di ritorno dal Belgio ha detto con parole dirette, molto chiare, cioè i medici che cooperano all'aborto, portano a termine un aborto, sono come dei sicari, parole che hanno scatenato una reazione da parte o dei medici abortisti o comunque di quelli lontani da un vissuto di fede o da un vissuto etico, giustificando questo drammatico crimine come se fosse un diritto per la donna, mentre in realtà sappiamo che non è così, è un'uccisione di un bambino innocente. Poi, per quanto riguarda un ulteriore articolo di Pietro Licciardi, ricordiamo una riflessione che ha fatto sulla ideologia ambientalista che si sta diffondendo ovunque, purtroppo nei paesi occidentali quantomeno, e che portano a sacrificare intere economie a questa ideologia green e che tra l'altro non porterà da nessuna parte. E Pietro Licciardi ci invita a riflettere sul rapporto che esiste tra l'economia green e i piani del Great Reset. Andate a leggere l'articolo perché è interessante. Ancora, per completare questa breve panoramica sui nostri articoli, carissimo Semmi, vi invitiamo a leggere il commento di Matteo Castagna dal titolo Israele è sempre più solo? E poi ancora, carissimo Semmi, un editoriale di Pietro Licciardi dal titolo Liturgia del tatuaggio dall'apostata Germania. Si sono inventati addirittura una liturgia in chiesa per fare partecipare alle attività di fede le persone tatuate, un'altra follia dalla Germania sempre più diciamo ridotta dal punto di vista religioso al nulla. E poi vi invito particolarmente a leggere un articolo di Antonella Paniccia dal titolo Insegnate la verità, non la fluidità. Un articolo che, partendo dal laboratorio per bambini trans che si voleva tenere presso l'Università di Roma, un'università di Roma, noi riflettiamo su questo e riflettiamo in particolare sulla devastante bomba H nel campo della didattica e dell'educazione scolastica, che è rappresentata appunto dalla ideologia gender. Allora, invece adesso con la nostra ospite andiamo a riflettere sulla realtà internazionale e come prima domanda vorremmo chiederle in un minuto e mezzo, un commento su quanto accaduto in Israele con i missili che sono arrivati da Teheran nei giorni scorsi, dall'Iran. Sì, diciamo questa operazione iraniana era stata annunciata già da tempo, perché comunque ci sono state varie provocazioni da parte di Israele, oltre a comunque i crimini che sono stati commessi in questo periodo contro il popolo palestinese, contro i civili palestinesi e recentemente anche i civili libanesi. Oltre a questo anche ulteriori provocazioni, fra cui l'uccisione di un importante leader della resistenza palestinese a Teheran e poi settimana scorsa anche in questo caso di nuovo radendo al suolo
un intero quartiere di Beirut, hanno ucciso il leader di Hezbollah, Nasrallah. E quindi l'Iran aveva già annunciato, dopo l'assassinio avvenuto a Teheran, che avrebbe risposto a questa ennesima provocazione israeliana, questa comunque violazione anche dell'integrità territoriale iraniana. Tuttavia ha rimandato questa operazione militare perché i paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, avevano promesso un eventuale cessate il fuoco a Gaza. Cessate il fuoco che non è avvenuto, sono passati 2 mesi da allora, e poi con appunto questa ulteriore provocazione e l'uccisione del leader di Hezbollah, l'Iran non ha avuto altra scelta se non quella di rispondere militarmente senza violare, anzi in rispetto di quelle che sono anche le norme internazionali per quanto riguarda i conflitti. Quindi non ha preso di mira, al contrario di quello che continua a fare Israele, non ha preso di mira l'Iran per esempio obiettivi civili, non ci sono stati morti tra i civili durante l'attacco iraniano, e appunto questa azione di rappresaglia, questa operazione iraniana è avvenuta comunque nel rispetto appunto delle norme internazionali. Ribadisco, al contrario invece di quello che fa Israele. Il problema principale è che nessuno in questi mesi è stato in grado di fermare Israele per quanto riguarda appunto i crimini contro la popolazione civile palestinese e adesso quella libanese. Chiaramente quando quella che dovrebbe essere la cosiddetta comunità internazionale non è in grado di far rispettare il diritto internazionale, un paese come l'Iran non ha altra alternativa se non quella di rispondere, come previsto anche comunque dal diritto internazionale. Un'altra domanda che volevo farle è questa: alla luce di questa rappresaglia in termini militari, no? Cosa potrebbe accadere adesso in Medio Oriente se arrivasse una risposta militare di Israele sul territorio iraniano? Quale potrebbe essere la dinamica che si sviluppa? E sempre collegato a questa domanda, le chiedo anche una prospettiva geopolitica dell'Iran nei prossimi anni. Il tutto possibilmente in 1 minuto, vediamo se ci riusciamo a fare l'impresa. Sì, allora la possibilità di una risposta di Israele esiste, perché comunque stiamo parlando di un governo che ha fatto governo israeliano attuale, che ha fatto varie follie in questi mesi, come dicevo prima, violando norme internazionali. Quindi la possibilità di un attacco potrebbe esserci, io non l'ho escluso, perché come dicevo non c'è una logica alla base di quello che Israele sta facendo. Tuttavia io non penso che gli Stati Uniti diano, diciamo, il via libera a Israele a un attacco indipendente, nel senso che Israele stesso si aspetta un appoggio da parte degli Stati Uniti in un eventuale attacco, ma un appoggio che non sia solo dal punto di vista militare, ma anche pratico. E considerando il fatto che gli Stati Uniti il confronto diretto con l'Iran lo hanno evitato per moltissimo tempo, dobbiamo un attimo vedere cosa succederà, nel senso che, come dicevo, non c'è una vera e propria logica alla base del governo israeliano. Israele fa un po' quello che vuole. Bisogna anche vedere a livello globale gli altri paesi, quella famosa comunità internazionale, se riesce in qualche modo a fermare Israele. E per quanto riguarda comunque l'Iran ha detto chiaramente che non cerca né un allargamento del conflitto né una destabilizzazione del Medio Oriente, che comunque sarebbe chiaramente a svantaggio dell'Iran. Quello che cerca è la stabilità,
Tuttavia, se le provocazioni da parte di Israele continuano e la comunità internazionale non è in grado di fermare Israele, l'Iran è pronta comunque anche a un eventuale conflitto diretto, perché comunque non c'è altra possibilità, non c'è alternativa quando la comunità internazionale non è in grado di fermare Israele. E noi, augurandoci che la diplomazia vinca sulla guerra, ringraziamo la professoressa Anie Tarchian, ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e, carissimo Semmi, appuntamento al prossimo venerdì. Grazie a tutti per l'ascolto e vi invitiamo a leggere informazionecattolica.it, che è il nostro sito principale, e anche lafedequotidiana.it. Grazie a tutti, arrivederci. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici, buongiorno buon gustai di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Qualche volta ho anch'io bisogno di togliermi qualche sassolino, c'ho bisogno, ne sento la necessità. Parliamo di olio extravergine di oliva, parliamo dell'olio Acerbis, ma non voglio parlare dell'olio Acerbis. Stamattina un pochettino ne parlerò, però voglio dirvi questo. Permettetemelo una volta, con il massimo rispetto, da chi mi conosce ormai da 25 anni lo sa. Allora, l'olio italiano oggi ha una quotazione che va dai 13 ai 18-20 euro al litro, secondo poi dell'olio, eccetera, eccetera. Un olio oggi di dubbia provenienza, quindi comunitario, extracomunitario, siamo intorno ai 12-11 euro. Allora io non voglio farvi i conti in tasca, io devo parlare della qualità, se no parliamo di qualcos'altro, ok? Allora cosa dura un litro di olio in una famiglia normale? Ve lo dico io di 4 persone, specialmente oggi. Un litro di olio vi dura più o meno quasi un mese, 6 bottiglie sono quasi 5-6 mesi. Adesso l'olio Acerbis viene a 14 euro al litro, estratto a freddo, certificato, le analisi chimiche in mano, tutto. Quello di dubbia provenienza 11, 12, 10. Adesso voi allora sono 6 un mese, 3 euro di differenza. Per questo qua è un calcolo matematico, io sono discalculico e dislessico, però questi calcolini ho imparato a farli sulla carta del pane, come facevano i bottegai una volta. O per 4 euro in un mese o 3,50 euro in un mese, quindi un litro d'olio, tu magari mi vai a scegliere, e rispetto la tua scelta, però dico magari mi vai a scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, pare quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio bu è sempre ragano. Qui Parlamento. Di nuovo in diretta con Semi Varin e il collegamento quotidiano con il Parlamento. Oggi abbiamo un economista, il deputato della Lega Alberto Bagnai. Buongiorno Alberto. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie, gentilissimo. 5 minuti con Alberto Bagnai per capire che cosa succede e soprattutto per capire che cos'è questo piano strutturale di bilancio. Per la prima volta il nostro governo ha dovuto redigere questo piano strutturale di bilancio e io ti chiedo proprio in tutta sincerità se è un'altra menata europea o se è un qualcosa che serve veramente e soprattutto che cosa contiene. Belle notizie o brutte notizie? Alberto Bagnai.
Ma allora, se devo scegliere tra le due risposte, direi che è un'altra menata europea, un po' come lo era tutta la liturgia del DEF e della NADEF, cioè l'Europa che, diciamo così, quando si tratta di programmare cose importanti, pensiamo a tutte le politiche energetiche, non riscontra sempre degli enormi successi, però chiede ai singoli stati di fare tanti piani. Una volta questi piani erano triennali, adesso sono diventati quinquennali, avvicinandosi un pochino più, anzi quadriennali, perdonami, avvicinandosi imperfettamente al loro modello, che poi è quello sovietico, e estendibili a 7. Che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre prima con il semestre europeo si passava per la liturgia del DEF e della NADEF, cioè del documento di economia e finanza e delle note di aggiornamento al documento di economia e finanza, adesso questa liturgia è diventata un pochino più scarna, si presenta solo il piano strutturale di bilancio a settembre, e questo mentre la DEF aveva un orizzonte triennale, il piano strutturale di bilancio ha un orizzonte settennale, il che significa ovviamente che le previsioni che contiene sono caratterizzate da una maggiore incertezza, dovrebbero avere un significato vincolante per l'azione dei governi sui successivi 7 anni. È un tentativo, diciamo così, uno dei tanti tentativi di ingaggiare e di commissariare l'azione dei governi nazionali. Non gli darei un eccessivo peso, in particolare non questo che stiamo facendo, di cui si sta discutendo, è un piano sul quale vedo grandi preoccupazioni, grandi polemiche della sinistra sul ritorno dell'austerità, eccetera, eccetera. Ma insomma sono polemiche campate secondo me un pochino in aria per due motivi che ho già detto e che ridico rapidamente. Innanzitutto, questo governo finora ha battuto tutte le previsioni dei grandi previsori internazionali. Prima mi stavo guardando, per esempio il Fondo Monetario Internazionale prevedeva per quest'anno in Italia, nel 2022, quando siamo partiti, quando già avevamo vinto le elezioni, si stava facendo il governo, quindi loro ovviamente dovevano dare delle previsioni pessimistiche, no? per cercare di creare un'aspettativa negativa sul governo. Prevedevamo un tasso di disoccupazione al 9% in Italia, adesso è al 6%, minimo storico dal 2007, siamo tornati a prima della crisi del subprime, tanto per essere chiari. Per quel che riguarda il rapporto debito-PIL, l'Ocse prevedeva tipo 145% del PIL, e siamo molto più vicini al 135-136, che è lo scenario sul quale adesso stiamo lavorando. Quindi innanzitutto direi che l'Italia va con questo governo sta andando meglio di come gli organismi internazionali ci valutano, e soprattutto il vero problema è che gli altri paesi stanno andando molto peggio di come gli altri pensavano, cioè stanno andando come personalmente avevo anche un pochino prevedevamo che andassero. Voglio cercare di trasmettere a chi ci ascolta il senso del fatto che questi documenti sono molto più politici che tecnici, e quindi il discorso è che si impostano in un certo modo per fare un certo discorso politico. Il discorso politico è: l'Italia è sana, ha i conti a posto, voi come va? A casa tutto bene? Magari ci vediamo a primavera e ne riparliamo? Questo è il senso, ecco, non so se sono stato chiaro, perché a casa loro non va tutto bene. Quindi tutta sta roba qui è destinata a essere l'ennesimo esercizio che poi però dovrà essere messo alla prova dei fatti, e quando non noi ma gli altri finalmente riscontreranno quei fatti, vedrai che prevarrà un po' di buon senso, e che tutta una serie di discussioni su quello che si può o non si può fare immediatamente prenderà un'altra piega. È stato chiarissimo, onorevole Alberto Bagnai, deputato della Lega. Seguitelo anche sui suoi social, perché spesso fa delle dirette molto interessanti mentre guida. Alberto, grazie ancora, ci vediamo a Pontida domenica. Grazie. A presto, a domenica. Io ovviamente arrivo sabato, comunque. Ah, con i giovani, sì, è chiaro, si parla ai giovani, è vero, grazie. Esatto, all'incedere inesorabile del tempo. Un saluto a tutti, ci vediamo a Pontida.
Qui Parlamento. Ragazzi, avete sentito, questo sabato, quindi domani, ore 17:30, la Pontida dei Giovani, e tra gli ospiti importanti il grandissimo Alberto Bagnai. Si cambia argomento, signori, ma si parla sempre di cose importanti. Oggi abbiamo con noi il collega Giuseppe Brienza. Ciao Giuseppe! Ascoltatori. Grazie per essere con noi e soprattutto grazie per essere sempre sulla notizia, perché domani c'è una importante giornata di studio che riguarda il futuro di tutti noi, soprattutto a carattere divulgativo, aperta al pubblico, all'Università Tor Vergata di Roma. Una giornata dedicata alle intelligenze artificiali, signori, e dovremmo tutti quanti soggiacere a queste intelligenze artificiali. Questa è una bella domanda, e tra gli interlocutori, tra i relatori, c'è con te Massimo De Angelis, che salutiamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ben ritrovato su queste frequenze, per cui ti cedo subito la linea, Giuseppe Brienza, di cosa si tratta, e naturalmente approfondiamo su argomenti davvero importanti. Vai Giuseppe. Allora, domani a Roma non c'è solo la manifestazione non autorizzata, Roma anche quando è centro e sede di importanti momenti di crescita culturale, di riflessione. C'è questo convegno intitolato Intelligenza artificiale tra sogno e realtà, perché in questi mesi ricorre il 70° anniversario della morte del primo scienziato che si è occupato delle intelligenze artificiali, che è il matematico e logico britannico, anche filosofo, Alan Turing, appunto nato nel 1912 e morto nel 1954. L'Università Tor Vergata ha organizzato una giornata di studio intitolata appunto Tra sogno e realtà, e Massimo De Angelis, che è un giornalista e scrittore, è stato anche direttore del trimestrale Nuova Civiltà delle Macchine, che appunto si interessa principalmente di filosofia delle scienze, di storia delle scienze, e una rivista, per intenderci, che ha avuto nel comitato scientifico dei grandi filosofi come Dario Antiseri e Marcello Pera, solo per fare due nomi. Ecco, poi Massimo De Angelis è anche autore di un recente libro, o meglio curatore, no Massimo, se ce ne vuoi parlare, in cui ci sono anche dei contributi di personalità molto interessanti, Vittorio Possenti, Mario Tronti, Giuseppe Vacca e il grande Marcello Veneziani. È un tema, sì, diciamo che mette a fuoco quello che poi anche le vicende di queste settimane, di questi ultimi, o diciamo di quest'ultimo anno, ha dimostrato, cioè una crisi mondiale molto forte, che è una crisi che mette da molti punti di vista in discussione l'Occidente. Ecco, l'Occidente deve saper reagire essenzialmente in due modi: da un lato naturalmente fronteggiando quelle che sono le minacce politico-militari, dall'altra però comprendendo anche quali sono le sue fragilità interne, interiori, culturali, voglio dire, perché se non mette a fuoco anche queste, se non torna a essere una società che guarda a se stessa con fiducia e non con un misto di disillusione, o se non confutazione e disprezzo, allora abbiamo le gambe fragili. Ecco, quindi ci sta mettendo alla prova, io direi, soprattutto da questo punto di vista, e il libro si occupa da molti punti di vista di queste questioni. Ecco, parliamo del libro I nodi dell'Occidente, curato da Massimo De Angelis per Simone Belforte Editore. Però andiamo subito a come l'Occidente risponde anche alle sfide delle intelligenze artificiali, e come nazione importante dell'Occidente, diciamo pure l'Italia, cominciamo a dire come hai visto, dopo le dimissioni di Giuliano Amato all'inizio del 2024, no? Dalla Commissione sull'intelligenza artificiale, e la nomina da parte del governo Meloni di questo grande esperto, padre Paolo Benanti. Ecco, come hai visto, questo nuovo presidente, questo nuovo impulso per la riflessione, per la disciplina e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Ma l'ho visto con simpatia e anche, diciamo, con fiducia. Poi vedremo quello che saprà fare. Perché? Perché innanzitutto
è diciamo, una persona che ha un curriculum di tutto rispetto, per cui è una persona che ha studiato davvero la materia e bisogna conoscerla bene, ecco, quindi è un punto a suo favore. Poi anche direi perché è un francescano. I francescani storicamente hanno avuto questa capacità di interagire con il sapere e le scienze dei propri tempi. Basta pensare al dottor Sottile, appunto, Duns Scoto. E poi perché, ecco, lo vedremo meglio dopo, per affrontare, io credo, questo mondo che già tra noi e che crescerà sempre più, questo del digitale, dell'intelligenza artificiale, ci vuole una certa dose di distacco, ecco, e una formazione teologica e religiosa, forse meglio di altre, consente di guardare con distacco a questo mondo, alle cose del mondo, ma di questo mondo in particolare. Quindi direi a titolo personale una grande nomina, questa è il governo Meloni, che per fortuna compensa delle nomine meno interessanti dal mio punto di vista, ad esempio nell'ambito della RAI. Comunque andiamo adesso al convegno sull'intelligenza artificiale che si terrà domani 5 ottobre. Massimo De Angelis svolgerà una relazione dal titolo direi molto originale, perché una ascetica per essere liberi nell'ambiente digitale. Allora, una ascetica, ovvero una specie di educazione spirituale dell'uomo che tu proponi per far fronte alle sfide e anche ai pericoli dell'intelligenza artificiale, perché il filosofo e matematico britannico Alan Turing, che è rievocato in questo convegno, essendo uno dei padri dell'informatica, ebbene già lui, quasi un secolo fa, ci ha messo in guardia sui pericoli dell'intelligenza artificiale. Spiegaci un pochino in sintesi cosa intenderai dire domani a Roma. Sì, innanzitutto l'intelligenza artificiale, come tutta la tecnologia, è qualcosa che sempre diciamo, offre delle possibilità e d'altra parte mette in questione il destino dell'uomo stesso. Pensiamo a un evento che poi era abbastanza vicino negli anni a quello di Turing, cioè Oppenheimer e la bomba atomica, cioè questi scienziati per primi si sono resi conto di aver creato o comunque di aver trovato delle cose che erano molto rischiose. Ecco, quindi viviamo in questo mondo. Ora, diciamo, quali sono gli aspetti di questa, diciamo, innanzitutto del mondo dell'ICT, il mondo della comunicazione e poi dell'intelligenza artificiale in particolare? Beh, innanzitutto bisogna avere consapevolezza, cioè consapevolezza che noi, diciamo, questo mondo non sono degli strumenti che noi abbiamo a disposizione, principalmente non è questo. È un ambiente nel quale entriamo, nel quale naturalmente abbiamo anche delle possibilità da utilizzare, ma dal quale siamo condizionati essenzialmente. È un mondo col quale interagiamo e quindi che, per esempio, tende a renderci dipendenti. Faccio un esempio per farmi capire. A me è capitato una settimana fa di stare a Orvieto in campagna e per 4-5 giorni non ho avuto più a disposizione nulla di elettronico perché mi era andato via wifi, internet, televisione, c'è panico, però poi allo stesso tempo mi sono reso conto, dovevo studiare e mi sono reso conto di quanto questo però mi desse anche delle possibilità di un pensiero un po' più lungo, come si dice. Ecco, quindi questo ci fa capire il tema della dipendenza e quanto è forte. E naturalmente proprio per questo poi diremo meglio il tema della spiritualità, perché ci vuole un certo distacco, quindi per essere meno dipendenti, per essere indipendenti, ci vuole un certo distacco. E questo perché appunto l'intelligenza artificiale, soprattutto con la quale dovremo fare i conti, dobbiamo sapere che sarà un soggetto che dialogherà con noi e che ci vorrà in qualche modo proporre ma anche imporre il suo modo di ragionare, che è un modo legato a schemi comportamentisti da un lato, probabilisti e puramente quantitativi dall'altro, che quindi non valorizza quella che noi definiamo l'unicità dell'esperienza, non valorizza affatto questo, e questo qui si vede per esempio da tanti fatti. Per esempio
i film che sono sempre più, quelli che sono fatti con l'intelligenza artificiale, sono sempre più uno uguale all'altro, standardizzati. Ecco, il condizionamento è un condizionamento che tende a standardizzarci, quindi dobbiamo prendere distanza da questo essenzialmente. Allora, nel convegno di Tor Vergata si parla di un congegno dell'intelligenza artificiale in relazione appunto ai pensieri dell'uomo, alla vita e alla dinamica anche relazionale con le cose. Che si intende per congegno? Dunque, per congegno, appunto, ricordo un po' il Gestell di heideggeriana memoria. Che cos'è comunque? È un meccanismo che è fondato essenzialmente sugli algoritmi. Allora, come funziona? Funziona che qualsiasi cosa noi facciamo stando dentro l'ambiente digitale, cioè quindi dall'uso dell'iPhone, ma anche per esempio i frigoriferi o l'aspirapolvere in casa, i cosiddetti internet degli oggetti, sono dei meccanismi che raccolgono su di noi informazioni, ciascuno di un certo tipo, le mandano agli algoritmi e questi algoritmi li processano e da un lato formano il grande materiale che realizza i cosiddetti big data che vengono poi smerciati alle aziende per il marketing, segnalando quindi diciamo, i gusti maggioritari, i desideri maggioritari e così via. Dall'altro stabiliscono anche un rapporto one-to-one con noi, per cui ci rimandano una serie di informazioni che hanno capito che a noi possono interessarci. Ecco, questo qui è il cuore del meccanismo. Quindi noi siamo, diciamo, processati, nel senso che vengono raccolte tutte le informazioni, anche persino sulle nostre emozioni, e poi veniamo, diciamo, contattati e diciamo, informati a seconda di quelli delle informazioni che noi abbiamo a nostra volta mandato. Tutto questo ha alcune caratteristiche di fondo che io segnalo semplicemente perché per brevità. Uno è che pian piano si crea un circolo vizioso, per cui in qualche modo il meccanismo tende a rinviarci o a immetterci negli ambienti che capisce che sono quelli più prossimi a noi, quindi in qualche modo limita e rende ripetitiva la nostra esperienza. Questo qui è un primo elemento. Poi naturalmente è un meccanismo che raccoglie dati e quindi, per esempio, in Occidente, in un mondo libero, si presume, poi bisogna vedere se è sempre vero, che questi dati non vengano utilizzati per schedare, tra virgolette, ma per esempio è noto che in alcuni altri paesi, tipo la Cina, un certo meccanismo di schedatura e anche di discriminazione dei cittadini su questa base già c'è e con l'intelligenza artificiale crescerà anche di più. Poi, appunto, essendo il meccanismo puramente quantitativo, se una notizia è del tutto falsa, ma fa molto effetto, ha una circolazione assai più ampia che non se magari è vera, ma fa meno effetto. Questo, per esempio, ha come effetti, per fare degli esempi, che cosa? Che i maître-à-penser del nostro tempo sono sempre più gli influencer e sempre meno i filosofi. Adesso così magari per qualcuno piace, però in realtà c'è un aspetto, come dire, di superficializzazione della cosa, no? E poi naturalmente c'è una certa indifferenza. Altro esempio, sempre su quel campo lì, i lavori accademici che hanno più successo non sono tanto quelli qualitativamente per l'Accademia stessa, valutati dall'Accademia stessa i più meritevoli, ma quelli che hanno più citazioni. Poi appunto è anche un meccanismo abbastanza indifferente, anzi direi totalmente indifferente a qualsiasi discorso di natura morale, cioè ciò che è bene, ciò che è male non ha rilevanza. Poi ancora un'altra cosa molto importante che rimanda anche alla storia di Internet e dell'intelligenza artificiale, non è un caso che sia stata all'origine ci siano soprattutto dei comportamentisti, perché lo schema iniziale e il sogno che in genere ha
tutto questo meccanismo degli algoritmi e via discorrendo fino all'intelligenza artificiale, è di rendere prevedibile il mondo, prevedibili i comportamenti. Questo naturalmente è anche positivo, perché per esempio si calcola per ogni città quando ci sono i picchi di elettricità alle 8, alle 9, alle 10, e quindi si manda l'elettricità giusta, e quindi così può risultare vantaggioso. Però immaginiamoci quando questi meccanismi entrano di più nel nostro modo di vivere quotidiano. Tutto si tende a rendere tutto prevedibile, quindi a renderci noi stessi sempre più ripetitivi e prevedibili. Dobbiamo essere molto consapevoli e molto attenti a capire che questo è il meccanismo, e quindi a vivere la nostra vita in modo da non essere condizionati, e però non sarà facile, ecco, nel senso che noi non ce ne rendiamo conto. Per questo facevo il paragone della campagna di Orvieto, perché è sempre più difficile vivere altre dimensioni che non siano quelle del mondo digitale, perché il mondo digitale vuole essere il nostro mondo, non qualcosa che sta accanto agli altri nostri mondi, ma il nostro mondo prevalente. Ecco, questa è la questione. Allora, concludiamo con una citazione che tu mi hai anticipato voler fare nella relazione al convegno sull'intelligenza artificiale, di una psicologa sociale, una sociologa statunitense, si chiama Shoshana Zuboff, diciamo così, che praticamente ha fatto riflettere su come la rivoluzione industriale dell'800 sia stata basata sulla natura fisica, no? Sulla forza fisica dell'uomo come materia prima, no? Da parte dei capitalisti. Secondo lei è una categoria tutta insieme da condannare. In realtà la rivoluzione industriale ha portato anche cose molto buone. Ebbene, invece nel XXI secolo questa materia prima, sempre oggetto di sfruttamento da parte dei capitalisti della sorveglianza, sarebbe appunto la natura interna dell'uomo, quindi pulsioni, desideri, emozioni, come abbiamo detto, tu hai detto schedature, si chiama profilazione. Ecco, questa è una materia prima? Diventa una materia prima? Sì, appunto, per quel meccanismo che ti dicevo, esattamente in questo senso è molto calzante, così come è calzante quello che dici tu, e cioè che così come il capitalismo del 8-900 ha portato tante cose buone, anche questo mondo qui può portare cose buone, però stando attenti a tutte le... Intanto che il meccanismo è quello, cioè oggi siamo appunto diciamo sfruttati letteralmente nel senso della nostra, nel senso che si prendono tutte le informazioni possibili delle nostre scelte, dei nostri gusti, dei nostri like, dei nostri hate, eccetera, e vengono immagazzinati. Quindi, e questo qui serve per fare che cosa? Per creare una merce da vendere, quindi il meccanismo è quello. Dopodiché, appunto, come tutti i meccanismi, può avere cose buone, cose cattive, e l'importante, come dicevo, e quindi questo è il senso dell'ascetica, è non sfuggire all'alienazione, ecco, nel senso più profondo di questo termine. Grazie Massimo, Semmi, a te la linea. E io ringrazio voi. Cose buone, ma stando attenti, quindi con questa intelligenza artificiale. Ricordo domani, sabato 5 ottobre, all'Università Tor Vergata di Roma, questa giornata di studio a carattere divulgativo e aperta al pubblico, con Massimo De Angelis tra i relatori. Grazie Giuseppe Brienza, grazie Massimo, buon lavoro e alla prossima. Avete ascoltato Potere al Popolo. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica,